Benvenuti a tutti in una nuova domenica GPX. Ci troviamo precisamente a Vittorio Veneto. Dove andremo oggi, Carla? Oggi faremo un giro incredibile, raggiungeremo il Passo San Boldo, passeremo per il lago di Santa Croce e arriveremo al Cansiglio, alla foresta del Cansiglio. Esattamente, quindi rifaremo il Passo San Boldo che avete già visto in un precedente video. Da lì poi andremo fino al lago di Santa Croce e andremo nel Cansiglio, ragazzi. Giro veramente straordinario. Quanto lungo? Allora saranno 114 km con 2400 metri di dislivello. Allora non perdiamo tempo e partiamo. Il giro è composto da 8 salite, di cui 2 particolarmente lunghe. Una di 6 km, che è quella per raggiungere il Passo San Boldo, e una di 10, quindi forza, armiamoci di gamba, ragazzi. Nel frattempo e intanto beccatevi questa Vittorio Veneto così. questa è anche la strada che ha fatto l'eroica, appunto la route, quindi la versione stradale, e siamo in mezzo alla strada del Prosecco. Treviso è ricca, ricchissima di tutto questo. E vabbè, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Abbiamo concluso anche la seconda salita. La prossima sarà quella che ci porterà al Passo San Boldo, che è anche conosciuto come il Passo di 100 giorni, perché è stato costruito appunto in 100 giorni per unire Treviso e Belluno in maniera più rapida rispetto alle strade che già esistevano all'epoca. Ha una storia incredibile ed è estremamente suggestivo. Bellissimo borghetto, parte ufficialmente la salita al Passo San Boldo. Pensate che il Passo San Boldo, o precisamente San Ubaldo, quest'anno è stato ospite del Giro d'Italia, quindi vedi un po' di bici rosa appese qua e là. Abbiamo appena passato il tornante 15. Il complessivo è una salita abbastanza semplice e adesso parte un segmento un po' più ripido, però insomma è una salita piacevole. Salita del Passo San Boldo andata. Salita comunque abbastanza semplice e adesso procediamo direzione lago di Santa Croce. San Boldo per gli amici
Sant'Ubaldo per la precisione. Salutiamo la provincia di Treviso ed entriamo ufficialmente nel Bellunese. Siamo già in salita dopo questa breve discesa dal passo Samboldo. È stato bello perché nel video precedente siamo poi tornati giù per il passo e adesso comunque sconfinare nel Bellunese è tutta una tratta nuova. Credo non esista cosa più appagante di ritrovarsi in posti come questi, immersi proprio nel silenzio e nella pace più totale, e pensare alle persone che vivono qua, che purezza che respirano ogni giorno. Senza parole. Adesso cominciamo a salire. Lago di Santa Croce, meraviglioso, ha un colore, oggi il tempo non è dei migliori, ma generalmente ha un colore che è di un azzurro cielo che sembra quasi dipinto. Ora proseguiamo direzione Cansiglio. Molto bene, adesso parte un 10 km di salita e a tratti anche insomma con delle belle punte. Adesso ultima tratta di asfalto, stiamo entrando ufficialmente sul Cansiglio e poi gravel, ragazzi, gravel. Abbiamo trovato una fontana, abbiamo fatto acqua, cioè, ma la qualità del silenzio che c'è, questi borghetti, cioè è veramente allucinante, eh.
salita che va a concludersi, mamma mia, è stata una bella salitina veramente. E adesso dovremo pian pianino entrare proprio nel cuore del Cansiglio. Pian pianino cominciamo ad immergerci, comincia la foresta, guardate, e parte così ragazzi, e parte così. Non diciamo niente, facciamo solo vedere, perché le parole non servono, sono in più. Lo capite quanto siamo piccoli dinanzi a tutto questo? Alberi, 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 vegetazione. Cioè questa è vita. Un silenzio, una pace, una tranquillità, cioè che posti, che posti. Tutto questo in 100 km, 100 km. È assurdo, assurdo. Guardate qui cosa si apre. Adesso siamo sull'ultima salita di 6 km, parte subito agguerrita, c'è tutta la prima parte che vedo una bella penolotta qua, bella cattiva anche, e niente, poi ci gusteremo tutto questo bel grave in discesa. Beh, qui fondo fantastico, sembra essere stato tirato proprio
per venire in gravel. Pazzesco. Qui abbiamo una trattina tutta fissa al 18, però il fondo è veramente bello, quindi insomma si va via decisamente meglio. Qui è veramente troppo bello. C'è veramente un fondo bellissimo, magnifico, un silenzio incredibile, c'è veramente pochissima gente, abbiamo incontrato 2 persone finora, cioè pazzesco, non ci sono parole. È da emozionarsi veramente. Completata anche questa salita, l'ultima. Adesso man mano scendiamo. È imbarazzante sto giro, imbarazzante. Carla, siamo partiti da Vittorio Veneto, siamo nella foresta del Cansiglio. Sì, attraversando il passo San Boldo, passando per i tunnel, pazzesco. Guarda dove siamo arrivati. Stradine secondarie, gravel. Poi qui è veramente, cioè, oggi abbiamo respirato un silenzio, una natura incredibile, incredibile. Madonna, mamma mia, poi i raggi del sole che entrano così nel bosco e che illuminano solo poche parti, spettacolo, spettacolo. E mi sento di dire che è incredibile quanto la natura ci dà. Nei nostri viaggi abbiamo sempre osservato che più ti avvicini ai centri città e più noti come le persone tendono a incivilizzarsi, e più ti sposti verso la natura e più vedi rispetto. La natura, ragazzi, è il patrimonio veramente più grande che possediamo e bisogna tutelarlo a tutti i costi. A malincuore, devo dire, a malincuore usciamo da questa meraviglia.
Foresta Cansiglio. Questa è la chiusura delle chiusure, una chiusura epica. Comunque, giro di oggi, secondo me, un altro girazzo questo. Bellissimo. Fotonico. Bellissimo perché partita a Vittorio Veneto, si comincia ad andare in direzione del passo San Boldo, quindi ci si scalda bene le gambe, si vede comunque, è sempre bello vedere il passo San Boldo. Sì, è molto bello. Le gallerie, è una salita molto semplice. Sì. E dopo pian piano insomma ci si inoltra verso il lago di Santa Croce, direzione Belluno quindi, e poi il Cansiglio, cioè è sempre una garanzia. È il paradiso del gravel, cioè, Sì, è sì. bellissimo, perfetto. E tra l'altro nella traccia che abbiamo fatto oggi tutto il tratto era scorrevolissimo, cioè si filava via che era una meraviglia. Sì, estremamente piacevole E proprio. quindi insomma non vi resta altro che provare questo giro, ragazzi, perché è veramente Questo molto è da bello. fare. Assolutamente. Noi andiamo avanti anche perché ho sentito che la focaccia è già pronta. E niente, alla prossima birretta, ragazzi.